Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Penultima giornata del campionato di Serie B-Win dallo stadio San Francesco di Nocera. Inferiore la squadra di Auteri, prova il tutto per tutto contro il Padova di Dalcanto. Terzultima in classifica, la Nocerina deve vincere per tentare di evitare la retrocessione diretta, mentre i veneti vogliono i 3 punti per rimanere ancorati alla speranza playoff. Viene osservato un minuto di silenzio da entrambe le squadre, ovviamente per le vittime del terremoto in Emilia. Poi è tutto pronto per l'inizio della sfida, inquadrato uno dei bomber del Padova Cacia e poi il fischio di Ciampi. Inizia la gara subito benissimo però alla grande, i padroni di casa, tocco in profondità da parte di Merino con Catania che solo davanti a Perina non sbaglia, 1-0 in favore della Nocerina al 10° minuto di gioco. La felicità di Auteri in panchina, la gioia di Catania, trovato e pescato in profondità dall'ottimo assist di Merino, col sinistro non sbaglia, solo davanti a Perina, già 1-0 per la Nocerina. Ancora la Nocerina però a partire in profondità, ancora Catania, sicuramente uno dei migliori dei suoi, ancora un triangolo, questa volta con Castaldo, Catania col sinistro, la parata in angolo da parte di Perin, pericolosissimo il numero 22 rossonero. Rivediamo ancora una volta il sinistro di prima intenzione da parte di Catania, calcio d'angolo per la Nocerina, va Merino, non la tocca Renzetti, 2-0 per la Nocerina con il calcio d'angolo battuto da Merino. Rivediamo il liscio di Renzetti, Perin non trova più il pallone, non si aspettava ovviamente il non tocco di Renzetti, prova la reazione allora il Padova, tocco di testa di Cacia, Cuffa arriva sul pallone ma non riesce a insaccare a metri zero dal portiere Concetti. Qui rivediamo il tentativo di Cuffa che non trova però l'impatto con il pallone e allora avanti ancora Nocerina con Merino, l'altro man of the match. Merino si mette il pallone sul sinistro, un gol bellissimo per Merino, 3-0, Padova colpito e affondato con questo sinistro da parte di Merino, doppio passo e poi la piazza dove Perin non può arrivare, un gol davvero bellissimo ed è 3-0, doppietta di Merino. Si va dunque alla ripresa con il Padova che ha davvero poche speranze in questo momento. Nocerina invece che prova a tenere aperte le proprie per quanto riguarda la salvezza, ancora Catania col sinistro, questa volta para a terra Perin. Poi il recupero del pallone da parte di Laverone al 30° della ripresa, finta il cross e poi tira sul primo palo e lo centra in pieno. Il sorriso amaro da parte di Laverone che aveva tentato davvero qualcosa di straordinario. Perina andava sul secondo per evitare il traversone, sta per essere beffato. E allora Cacia prova a svegliare i suoi, arriva la bomba da fuori, la parata di Concetti in angolo. Rivediamo ancora il destro di Cacia. La parata di Concetti, ancora una volta Cacia dentro l'area di rigore, la sponda di testa per Lazarevic, col destro al volo, Concetti c'è, non si distrae, mette in angolo, nessun problema per il portiere della Nocerina. Nel finale ci prova ancora Dramé per il Padova, ancora Dramé in area di rigore col sinistro, para a terra Concetti, nessun problema anche in questo caso per l'estremo difensore della Nocerina. Rivediamo l'azione molto bella comunque da parte di Dramé, ancora un tentativo con la punizione dal limite per Italiano, Vincenzo Italiano, prova il destro piazzato, c'è sempre Concetti a dire di no al Padova che perde dunque 3-0, una vittoria importante per la Nocerina e anche una vittoria amara invece per la squadra di Dalcanto che con questa sconfitta spegne ogni sua speranza per accedere ai playoff. La Samp infatti ora è matematicamente sesta con la vittoria anche del Vicenza, però in coda non cambia nulla, la Nocerina resta terzultima a un punto dalla squadra veneta.